Pronti a spostare a Roma la manifestazione sotto le sedi del governo e di Equitalia, ma intanto i presidi degli imprenditori veneti della Life si moltiplicano. A Loreggia, confine fra le province di Padova e Treviso, il campo base è una rotonda sotto la nuova statale del Santo. Noi rappresentiamo il popolo, o meglio la gente comune, che sostanzialmente è stanca di subire queste vessazioni continue per errori causati dal sistema. Ecco, vediamo sullo sfondo un po' di come sta avvenendo il blocco sostanzialmente. Qualche camionista Ecco, non è blocco, ma i camionisti si fermano, hanno informazioni? Allora, diciamo così che molti autotrasportatori si fermano volontariamente. Noi non blocchiamo nessuno, lo potete constatare tranquillamente anche voi. Facciamo volantinaggio e cercando alla domanda cosa volete o cosa fate di spiegare i motivi reali di questa manifestazione. Dai camionisti che il movimento dei forconi hanno contribuito a far sorgere arriva sostegno nei fatti, rallentano la marcia fermandosi a chiacchierare con i manifestanti, eppure a voce. Fanno bene perché la gente ormai è finita, rovinata, non riescono a vivere, perché i vostri politici qua d'Italia nostri, vedi cosa stanno combinando, stanno distruggendo l'Italia. Aderisce alla protesta, la appoggia in qualche modo? Appoggia, fanno bene, bisognerebbe fermarsi tutti. Perché solo da soli qui non ottengono niente e bisogna anche andare a Roma. A Loreggia si ruotano in 60 volontari, ma ci sono momenti, soprattutto verso sera, in cui il presidio si popola di almeno 300 persone. Ci sono pizzerie, locali, privati qua che portano tutti qualcosa e vedo che è un interesse e tutti cercano di collaborare. Sentite ancora solidarietà, la sentite forte questa da parte della gente? Sì, è molto sentita da tutto il nostro gruppo, dal nostro team praticamente, è una squadra. Ecco. Tutti qua da 3 giorni? Sì, io sono qua da lunedì mattina, anch'io partecipo alla manifestazione per solidarietà, anche perché sono un artigiano, mezzo disoccupato e sto pagando un mucchio di tasse, sono tartassato dappertutto. Come tutti d'altronde, qua, la maggioranza, come tutti. Ecco, tutto là. Ecco. Purtroppo non ce la facciamo più a pagare lo scotto di questa situazione per colpa del sistema, perché non è colpa del popolo. È la rabbia che l'ha portata qua? No, la rabbia no, io facendo tutti in gruppo insieme facciamo una forza, solo quello.